alzare le mani e adorare il Signore del Signore. Noi ti adoriamo, Signore, Dio del cielo e della terra. Non soltanto con le parole, Signore, ma con il cuore, nello spirito e nella verità. Ti adoriamo come Signore, Salvatore, come glorioso Re dei Re, celeste. Santo, Signore, sei degno di lode, di gloria e di onore. Benedetto nei secoli. Alla tua presenza, Signore, c'è pace e tranquillità davanti a te, Signore. Davanti a te, Signore, c'è la nostra completezza. Niente, Signore, ci può soddisfare, niente può riempire la nostra vita, niente, Signore, può colmare e può darci quella gioia necessaria, Signore. Se non te solo, te soltanto, Signore. Dentro di noi entra con potenza nel nome di Gesù. Oh Spirito del Dio vivente, manifestati singolarmente in ognuno di noi, manifestati nella tua Chiesa, nell'interezza del tuo corpo, manifestati, Signore, con la tua gloria. Vieni, Padre, nel nome di Gesù Cristo, manda la potenza dello Spirito Santo, perché si è rivelato il cielo nella nostra vita. Non più le cose del mondo, le cose della terra, ma le cose celesti, perché tu hai rivelato la terra al Cristo, al Figlio di Dio. Tu hai dato alla terra Gesù, la sua vita, il suo sangue, colui che era eterno, celeste, perfetto, che regnava sopra ogni cosa, si è esageratamente dato alla nostra vita, esageratamente dato alla mia vita, alla tua vita, esageratamente dato con tutto se stesso nel vero senso della parola. Esageriamo anche noi, diamo noi stessi a colui che ha dato se stesso. Diamo noi stessi al cielo come il cielo ha dato Gesù alla terra. Diamo noi stessi al celeste come il celeste si è dato al terrestre. Vieni, Spirito Santo, rivelati e fa che questa rivelazione in noi sia perfetta, nella conoscenza, nella cosa spirituale come nella cosa mentale, Signore. Nel nome di Gesù vieni, Spirito Santo, mostrati. Solo tu
Grazie per il tuo amore, grazie per la tua presenza. Grazie per come guidi, per come fai, per come ci fai comprendere. Grazie, Signore. Profeta Malachia, capitolo 1, versetto 6. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome, eppure dite in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome. Amen. Vi potete sedere. Allora, voi dovete sapere che nell'Antico Testamento il concetto di Dio come Padre non era qualcosa di radicato, anzi, a dire il vero, era una cosa proprio lontana come pensiero. Diciamo che era più, si intendeva Padre come Padre del popolo che ha scelto Dio, quindi il suo popolo, lui era Padre del suo popolo, ma non in senso stretto come lo intendiamo noi oggi. Loro avevano un'idea di Dio che era Dio, punto. A Dio bisognava prostrarsi, ubbidire, essere riverenti e via dicendo. Questa è una delle dei pochi versetti nell'Antico Testamento dove Dio si rivela come Padre intimo, come Padre nel senso di papà e figlio, padre e figlio. Ma non era l'idea degli ebrei questa. L'idea degli ebrei era che quella di Dio doveva essere onorato, come si onorava Dio nel Tempio. Quando non c'era il Tempio, nel tabernacolo. Quando non c'era il tabernacolo non si adorava Dio, perché erano schiavi e non c'era quella forma di adorazione che noi conosciamo per quanto riguarda gli ebrei. Anzi, gli ebrei proprio adoravano Dio e tutto il resto, anche mentre c'era la tenda, il santuario, insomma, era un po' così. Però, infatti, loro pensavano che il loro Dio era uno dei tanti dei, c'era questa convinzione in alcuni ebrei, non in tutti. Per cui adorare altri dei poteva essere un modo per arruffianarseli, un modo per di trovare appoggio anche in altre divinità. Ma Dio più spesso diceva che Lui era l'unico Dio. E quindi la rivelazione, questo è uno dei pochi versetti dove Dio si rivela come Padre. E dice così: Dio, se dunque io sono Padre, dov'è il mio onore? E se sono Signore, dov'è il timore di me? Già abbiamo parlato abbondantemente del timore del Signore. Abbiamo detto che il timore del Signore è quella cosa che ci dà gioia, che non vuol dire avere paura di Dio, ma vuol dire avere il rispetto di Dio. Questo era quello che era principalmente nel pensiero degli ebrei, con l'unica differenza che gli ebrei non avevano santo rispetto di Dio, santo timore di Dio, avevano proprio paura. In alcuni momenti loro tremavano per la paura, ma Dio non intendeva timore uguale paura, ma timore uguale rispetto. E per lo più quando in Israele si adorava a Dio in questo senso, nel senso che io dovevo avere rispetto di Dio. Oggi gli ebrei adorano Dio rispettandolo più che altro, nel senso che rispettano la legge di Mosè, per loro quello è adorare Dio. Perché sono pieni di riti? Perché il rito rappresenta il rispetto. Oggi molte persone, molti genitori vivono di riti, però se non mi mangia domenica né mia, si spezza il rito, vuol dire che non mi onori. Ma non lo si fa perché si ha timore. Va bene? Perché se si avesse santo timore del genitore, ci sarebbe quel rispetto tale che si trasmetterebbe un altro messaggio. Invece oggi si vive di regole, questo tipo di regole che spezzano l'equilibrio. Perché gli ebrei sono poveri spiritualmente? Perché hanno dimenticato l'altra parte, padre, l'onore di padre. Infatti Gesù, il padre che cosa dice a Malachia? Un figlio non onora il padre, il suo servo, il suo signore. Quindi il primo punto di partenza di oggi è rispettare Dio come Signore, ma onorarlo come Padre. Come si fa
ad onorarlo come padre o anche come si fa a servirlo come Signore. Salmo 95, versetto 1. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Veniamo alla sua presenza con lodi, celebriamolo con canti, poiché l'Eterno è un Dio grande, è un grande Re su tutti gli dei. Ora lo so che dici, ma il salmista dice che esistono gli dei, sì, però nella mente di Davide non pensava che c'erano dei al pari di Dio, erano tutti dei inferiori, spiriti o divinità inutili. Ok, sono cose Davide aveva ben chiaro nella mente che esisteva un unico Dio ed era Dio. Come si fa? Davide ci dice che bisogna onorare Dio lodando, cantando e gioendo. Ok, quindi facce di funerale il Signore non ne vuole, ma non perché non è il tempo del funerale, perché vi faccio vedere che alla lode appartiene anche il funerale. Funerale inteso tristezza. Ma quando c'è da onorare Dio con gioia, bisogna farlo come ha fatto Davide. Noi sappiamo che Davide era un vero adoratore. Davide non se ne sparagnava per Dio, a costo anche di apparire come uno qualunque, un qualunquista, ma lui adorava Dio con tutto il cuore e lo dimostrava con la gioia. Cioè, se voi prendevate la faccia di Davide e la sbattavate al muro, nella faccia c'era la stampa di Davide che gioiva per il suo Dio. Mai lui adorava Dio. Oh Signore, come sei buono. Oh Signore, ti amo. Benedetto e santo sei. Alleluia. Ecco, non è questo il modo di adorare Dio. Va bene? C'è l'adorazione che Davide conosceva in particolare, non gli ebrei, era una rivelazione che Dio aveva fatto a Davide e che Davide aveva visto Dio come qualcosa di più di un Dio, come un padre, anche se ancora non era una rivelazione perfetta nel suo cuore, ma lui capiva che bisognava presentarsi davanti a Dio come se fossimo figli, gioiosi di vedere i nostri genitori. Lo so che certe volte i genitori ci fanno calare la tristezza, ma quando i nostri genitori non ci saranno più, piangeremo. Quindi, prima di piangere dopo, gioiamo ora della loro presenza. Poi continua e dice, nelle tue mani sono le profondità della terra, sue sono le alte vette dei monti, suo è il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Quindi Davide lo onora e dice, Signore, queste cose sono tue, sono bellissime, io sono contento di vivere in questa terra perché tu l'hai creata per me. Ok, la sua gioia era piena, perfetta. Poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, del suo pascolo è il gregge di cui egli si prende cura. E poi continua e dice, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massà, nel deserto, dove i nostri padri mi tentarono e mi misero alla prova, anche se avevano visto le mie opere. Per 40 anni ebbi disgusto di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Fermiamoci un attimino al versetto 10, sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Ora Davide adora Dio in due modi, come con la gioia e con la riverenza. Perché Davide dice, sono un popolo dal cuore sviato, e rappresenta la gioia, e non conoscono le mie vie, la conoscenza, quindi non conoscono la riverenza che bisogna dare a Dio. Davide nella rivelazione che ha avuto, perché voi dovete sapere che Davide è considerato anche un profeta, oltre che re, salmista, è considerato anche un profeta, Davide ci mostra qual è la vera adorazione, quella che parte dal cuore e dalla mente. Non è solo sentimentalismo, ma è anche riverenza. Con lodi, con canti, e poi infatti che cosa dice?
Venite, adoriamo in ginocchio. Come? Prima dici pigliate i cembali e cantate con canti e poi dici mettetevi in ginocchio? Certo, perché in noi ci deve essere questo atteggiamento, la gioia ma anche il rispetto. Non ci dobbiamo dimenticare che Dio è il nostro Padre, ma manco ci possiamo dimenticare che Dio è Signore. Amen. Quindi ci dobbiamo mettere in ginocchio. Giovanni 4,21, che è il brano classico per quanto riguarda l'adorazione. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Dillo alla persona accanto a te, in spirito e verità. Ok, ma Gesù non ha detto solo spirito e verità. Ha fatto un discorso. Cerchiamo di capire Gesù che cosa voleva dire alla Samaritana. Luogo dell'adorazione. Ci sono luoghi che sono giusti per adorare e luoghi che sono sbagliati per adorare. Dici, ma ogni luogo è giusto per adorare. Intanto cerchiamo di capire cosa pensavano gli ebrei dell'adorazione. Per gli ebrei adorare Dio voleva dire andare al Tempio, perché la presenza di Dio era nel Tempio, punto. Ma dalle altre parti non potevano adorare? Sì, ma non era lo stesso. Non era lo stesso. Perché la presenza di Dio era lì. Dici, ma non c'era lì l'arca, non c'era la presenza di Dio. No, c'era, perché quando Gesù è morto crocifisso, il velo del Tempio si è squarciato. Quello indicava che Dio non era più là dentro. Ma fino a quel momento la presenza di Dio era dentro il Tempio. Ricordatevi che il papà di Zaccaria, il papà di Giovanni, gli si è presentata la gloria di Dio, c'era l'angelo là dentro che gli ha parlato. Là dentro gli ha parlato. Quindi là c'era la presenza di Dio. Per gli ebrei adorare era sinonimo di tempio, come lo è tutt'oggi, solo che tempio non ne hanno e non possono adorare come si deve. Quindi quello era il posto giusto. C'era il posto sbagliato. Qual era il posto sbagliato? Il monte di Samaria, che era pieno di idoli e là potevano adorare quanto volevano, ma non c'era la presenza di Dio e quell'adorazione non veniva ascoltata. Vabbè, Gesù diciamo che ha tolto questo perché ha detto si adorerà in spirito e verità, ma possiamo mettere in attuazione questa parola, che ci sono posti dove l'adorazione è più alta e più potente. Qual è la chiesa, il luogo dove ci riuniamo, la nostra casa. Va bene, se per questo Dio è anche all'inferno, se voi non lo sapete, perché se Dio sa cosa succede là dentro vuol dire che in una quantità o in una certa misura Dio è lì, vede quello che c'è. È ovvio che Dio, come è presente lì, non è presente nella Gerusalemme celeste. È diversa la presenza di Dio. Come è diversa la presenza di Dio qua? Come è diversa la presenza di Dio nella Chiesa del Canada che in questo momento sta pregando insieme a noi? Non lo so, ma capite che cosa voglio dire? Ci sono luoghi che sono più idonei per la preghiera e luoghi dove non sono completamente per niente idonei. Da dove l'ho presa questa, naturalmente, c'è scritto: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo. Cioè, la conoscenza era il Tempio, loro adoravano nel Tempio, quello era il luogo dell'adorazione. E poi dice perché dai giudei viene la salvezza. Ed è vero ancora questo. Poi dovete sapere che anche Gesù, finché era sulla terra ed era 100% ebreo, adorava al Tempio. Cioè, nonostante lui adorava ovunque, ma lui andava al Tempio. Quindi Gesù ci dice che poi ci sarà un'adorazione più alta. Ovunque prima si adorava, non si adorava come figli.
Abbiamo detto che per gli ebrei pensare di essere figli di Dio era grave. Perché volevano uccidere Gesù? Perché lui diceva che era figlio di Dio. Perché dirsi figlio di Dio si diceva che si era uguali a Dio. Non c'era l'idea di adozione. Cioè l'ebreo non veniva adottato da Dio. L'ebreo era ebreo, in quanto ebreo faceva già parte del popolo ebraico. Ma non c'era l'idea di essere adottato da Dio e di poter chiamare Dio Padre in senso così stretto. Va bene, noi lo possiamo fare in Cristo, ma loro non lo potevano fare e tutt'oggi non lo fanno. Va bene, mentre Gesù, perché lo volevano uccidere? Perché diceva che era figlio di Dio. Ok? Quindi ovunque si adorava prima, 2000 anni fa, si adorava come riverenza, si riconosceva Dio solamente come Signore, come qualcuno che bisognava rispettare, non come Padre. Ecco perché Gesù dice che quel tipo di adorazione sarebbe cessata, non perché non era buona, ma perché era insufficiente. Bisognava completarlo con un altro tipo di adorazione che era più simile a quella di Davide e che la nostra è superiore a quella di Davide, perché noi abbiamo invece la conoscenza di essere figli e noi possiamo adorare come figli, nella gioia. Quindi, che cosa ci dice? L'adorazione più alta ci dice in spirito e verità. Quindi l'adorazione più alta è quella di un figlio che riconosce il Padre e il Signore. Noi dobbiamo riconoscere che c'è il Padre che ci ama e il Signore che regna su di noi. Dio non è solo... Ma tu dovevi dire una cosa. Dopo, mi sono ricordato ora che è inerente, va bene? Dobbiamo ricordarci che Dio regna su di noi, tra virgolette noi siamo sudditi, non ce lo dobbiamo scordare, ma l'altra è invece che noi siamo figli, non siamo soltanto sudditi, siamo figli, in quanto figli siamo anche principi, va bene? Principini e principesse. È giusto che noi andiamo a Dio nella qualità di figli, di principi, ma non ci dobbiamo dimenticare che Lui, se alza la mano e ce li dà giusti. Ok, Lui è anche Signore. Quindi la verità che Gesù ci vuole rivelare è questa, che non è solo Signore, è anche Padre, ed è quella verità che gli ebrei non conoscevano e che noi abbiamo invece conosciuto e appreso. Poi l'adorazione più alta è quella di adorare in spirito. Nel senso che Dio dice il Tempio non servirà più, tant'è che il velo del Tempio si è squarciato. Perché? Perché viene creato un altro luogo santo. In realtà altri 2 luoghi santi. Mettiamola così. Noi che diventiamo Tempio dello Spirito Santo, Tempio del Dio vivente, ma l'insieme di tutti noi che formano la sposa. Perché Dio è in noi singolarmente e quindi possiamo adorare ovunque siamo, perché il luogo giusto è dentro di noi, non è fuori di noi, è dentro di noi il luogo giusto. Non perché siamo stati creati con questo luogo perfetto, ma perché siamo rinati e questo luogo perfetto è stato edificato in noi. E ognuno di noi che è edificato secondo questa concezione, diventiamo tutti insieme un unico corpo dove lo Spirito Santo regna. Quindi ci sono 2 luoghi dove dobbiamo adorare, nella singolarità, nel singolo e nell'insieme. Stiamo parlando di adorazione. Amen? Amen. Qualcuno mi dica questo amen più forte. Amen. Ecco, tu sei diventato Tempio dello Spirito Santo, ma tu sei Tempio dello Spirito Santo insieme a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli. Tutta la famiglia è Tempio dello Spirito Santo con le altre famiglie della Chiesa. Tutta la Chiesa locale è Tempio dello Spirito Santo con tutta la Chiesa universale. Amen? Amen. E gloria a Dio. Quindi il luogo fisico, tra virgolette, è abolito. È ovvio che i credenti si devono riunire in un luogo e vabbè, ci diamo l'etichetta di chiesa, ma oggi parlando ho postato la sorella Ivana ha messo un post ieri, o l'altro ieri, oggi, non mi ricordo, Fabiana, non mi ricordo,
e me l'hanno commentato su Facebook che io attacco la Chiesa. Ah sì, che noi dobbiamo riempire il cielo prima di riempire la Chiesa. E quindi mi hanno accusato che io attacco il cielo, attacco la Chiesa. Il problema è che io l'ho dimenticato che cosa vuol dire Chiesa nel mondo cattolico. Ecco, l'ho dimenticato. Capita, dopo 20 anni che seguo il Signore, ho dimenticato che cosa è la parola Chiesa nel mondo cattolico, che è l'edificio e che è la Chiesa cattolica. Chiesa cattolica, punto. Tutte le altre chiese non sono chiese. E quindi io ho dovuto spiegare che per me, che sono un figliolo di Dio, la Chiesa è l'insieme dei credenti, che siano evangelici, protestanti, cattolici, ma è l'insieme dei credenti, cioè di quelli che sono salvati. Speriamo che l'abbia capito. Esiste però un terzo tipo di adorazione, che è quello che questa sera vi voglio esporre e farvi capire. Perché è ovvio che abbiamo capito che Dio si adora come Padre, Dio si adora come Signore, ma c'è un tipo di adorazione particolare che ci sfugge, tanto che abbiamo cantato Abba Padre perché adoriamo il Padre. Ok, tu sei Re perché abbiamo adorato il Re dei Re, il Signore dei Signori, ma anche il canto per quest'altro tipo di adorazione. Che dobbiamo fare? Giacomo 4, versetto 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si renda nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Questo versetto è bellissimo, lo Spirito Santo che è in noi ci brama fino alla gelosia. È bellissimo, cioè è geloso da morire Dio di noi. È geloso da morire. Ricordatelo perché è importante. Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Perciò ora vedesse che dobbiamo gioire e ora qua invece leggiamo noi che bisogna togliere l'allegria e fare posto alla tristezza. Bisogna togliere il nostro bel sorriso sulla faccia e fare anche un poco di lutto. Qual è questo terzo tipo di adorazione? Abbiamo detto che Dio è Padre, lo consideriamo Padre ed è Padre perché noi siamo adottati in Cristo Gesù, siamo diventati fratelli di Cristo. Abbiamo detto che Dio è Re ed è Signore nella nostra vita in quanto sovrano che governa o ci facciamo governare volontariamente o involontariamente, non lo so, ci facciamo governare da Dio secondo come la pensiamo. Il terzo tipo di adorazione è l'amicizia, considerare Dio un amico. Nella Bibbia ci sono solamente 2 persone che vengono chiamate amiche di Dio e sono Abramo e Mosè. Di nessun altro più si parla di amicizia. Giacomo però ci dice che se noi vogliamo un'amicizia non la dobbiamo cercare nelle cose del mondo, ma la dobbiamo cercare nelle cose di Dio. Questo tipo di amicizia è un'amicizia, abbiamo detto, esagerata, perché lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Cioè la gelosia che Dio ha nei nostri riguardi è tale che il diavolo la paga cara quando ci tocca veramente. Il nemico la paga cara quando ci punta, perché noi siamo veramente speciali, in una maniera esagerata. Ed è così esagerato questo tipo di amicizia che Dio pretende, che Dio guarda alle cose del mondo e le vede come nemiche sue. E quando noi siamo troppo amici delle cose del mondo, no, quando noi siamo amici, non troppo amici, non è se c'è troppo, poco o troppo assai. Quando noi diventiamo amici delle cose del mondo, noi diventiamo automaticamente nemici di Dio. Oggi mentre ero sulla macchina mi veniva un esempio.
di quanto può essere esagerato l'amore di Dio e di quanto deve essere esagerato il nostro amore per Dio. E pensate, immaginatevi che un ricco miliardario abbia una cascina sulle Madonie a 1500 metri d'altezza. Una mattina si sveglia e vuole mettere una barca davanti alla sua cascina. Allora va al mare, no? E prende una barchetta di queste di legno, colorate tutte belle, colorate di rosso, di azzurro. No, se la mette sul camioncino e se la porta e la mette all'entrata della sua cascina. La gente che passa vede la cascina, vede la barca e dice, vabbè, sarà un tipo eccentrico, no? No, aspettate, il povero pazzo viene dopo. Una persona eccentrica. Quindi questo si alza la mattina, vede questa barca davanti alla porta, davanti all'entrata, siccome la cascina ce l'ha lontano, non la vede bene, dice, devo cambiare quella barca, non mi piace più, ci metto uno yacht. E allora parte per il mare e va a prendere, sapete che quegli yacht che costano 8 milioni di euro, super lussuosi, dice questo lo prendo, c'ha le sordi, lo fa. Lo può fare, se la carica in capo, il camioncino e se la porta nella cascina sulle Madonie a 1500 metri di altezza e se la mette davanti alla porta. Ora la gente che passa non dirà più è una persona eccentrica, dirà questo è pazzo perché ha speso 8 milioni di euro per mettere la barca davanti alla porta. L'esagerato amore che aveva per il mare, ma perché non se ne va a mare? Ora ci arrivo perché non c'è andato a mare, ve lo spiego pure. Insomma, concludendo la storia, arrivato a un certo punto, ci pare piccola ancora quella barchetta, la vede da lontano ed è piccola, decide di costruire una nave da crociera. Va bene? Inizia a montare il cantiere per costruire la nave, perché mica se la poteva andare a prendere al mare. E con le stratozze che avevano oggi, finì. E si costruisce questa nave da crociera super lussuosa, no? Più 8 milioni di euro, 80 milioni di euro, una cosa esagerata, talmente era grande che lui si affacciava dalla finestra e non vedeva il sole. Le persone che passavano di là, o meglio, le persone non passavano più di là per curiosità, ci andavano ed era diventata una attrazione turistica, perché vedere una nave da crociera sulle Madonie non è una cosa normale. Allora questo esce dalla casa, nessuno lo conosce perché sono tutti stranieri che fanno le fotografie giapponesi, cinesi e tutti che lo prendono in giro, tutti che lo sparano e dicono che questo è cretino, ma perché non lo inchiuono ora che ci deve fare con questa cosa? E però lui è soddisfatto perché dice io ho fatto quello che era nel mio cuore, l'ho fatto con desiderio, l'ho fatto bene. Quello che voi volete dicono, ok, lo poteva fare, aveva le capacità e l'ha fatto. Dovete sapere che nella storia questa cosa è successa veramente. È successa veramente. Noè ha costruito un'arca sulle Madonie. No, e tutti passavano di là e lo prendevano per pazzo. Ma siccome Noè aveva ascoltato la voce di Dio, per lui era più importante la voce di Dio, non la voce dei turisti che andavano a fare le fotografie all'arca di Noè. Questo per dimostrare che Noè veramente aveva capito cosa voleva dire essere amico di Dio, perché conosceva perfettamente qual era la volontà di Dio e la metteva in pratica. Ora vi voglio dire una cosa, che l'amicizia è diversa dalla fratellanza. Perché io posso avere un fratello nel Canada, un fratello in Cristo nel Canada, ma non essere amico di questa persona. Ci riconosciamo perché un giorno magari ci incontriamo, ma tu sei un credente? Poi sì, sono un credente. Ci baciamo e ci abbracciamo, finì. Non si è creata un'amicizia, ma sappiamo nello spirito che un giorno vivremo insieme in paradiso e ci conosceremo meglio. In paradiso forse diventeremo amici. Quindi tutti i credenti che siano in Giappone, che siano in Africa, che siano in Russia, che siano nell'America Latina, siamo fratelli in Cristo perché grazie a Cristo noi siamo diventati un'unica famiglia, ma non siamo amici. Questo vuol dire che io posso essere figlio di Dio,
ma ancora essere lontano dall'essere amico. Io posso rispettare Dio come Signore, perché capisco che è Re, e in quanto Re mi devo inginocchiare, come diceva Davide. Capisco che Dio è Padre e devo andare da mio Padre con riverenza, con gioia, con amore, perché è mio Padre, come fanno molti figli oggi. Ma molti figli oggi non conoscono i genitori come noi, certe volte non conosciamo Dio perché non siamo amici. E c'è un'adorazione che Dio vuole e pretende, che è amicizia prima di ogni cosa. Cioè, dopo Padre e dopo Signore viene l'amicizia. Perché se noi non conosciamo Dio, come si crea l'amicizia? È ovvio che se io incontro il fratello del Canada, il fratello del Canada mi ospita a casa sua per un mese, mangiamo insieme, chiacchieriamo insieme, dormiamo nella stessa casa, condividiamo i nostri dolori, le nostre afflizioni, le nostre gioie, è ovvio che dopo un mese io posso dire di essere amico. E vi assicuro che se diventiamo veramente amici, anche se io me ne ritorno qua, io spero di restare là, anche se io me ne ritorno qua, va bene, continuerà questo rapporto di amicizia. L'amicizia si instaura, grazie. Con l'amicizia si crea, non è una cosa che viene dal cielo. La salvezza, l'essere diventati figli di Dio, è qualcosa che è venuto dal cielo perché l'abbiamo accettata ed automaticamente siamo diventati figli di Dio. Amen. E automaticamente siamo diventati anche re, regine, sudditi di quel regno. Meraviglioso. Ma l'amicizia non viene così all'improvviso, è qualcosa che dobbiamo coltivare, è qualcosa che noi dobbiamo vivere con Dio. E allora, come si fa? Perché il caro nostro vecchio Giacomo, fratello del Signore, ci dice chiaramente: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Significa che cos'è il mondo? Andiamoci così. Ho fatto una lista, ve la leggo. Il mondo è la religione, la politica, l'apparire, il lavoro, la famiglia. E se voi prendete queste cose a una, Gesù ha predicato abbondantemente contro tutte queste cose. Dici, ma Gesù è contro la famiglia, prendiamo quella più... No. Il problema è quando noi neanche mettiamo al primo posto. Perché certe volte Dio vuole che noi mettiamo al primo posto la famiglia, perché ci possono essere delle situazioni dove Dio vuole che noi mettiamo al primo posto la famiglia. Sapete quando Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti? Ho scoperto che Gesù, perché che cosa ci disse quello? Lascia che io vada a seppellire mio padre. Vi ricordate? Gesù che cosa ci disse? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E allora Gesù sta andando contro la legge e non può essere, perché Gesù ha detto di rispettare i genitori e seppellire un genitore è legge di Dio e Gesù non poteva dire una cosa contraria alla legge di Dio. Però l'ha detto. Ora vi spiego perché. Quindi siccome Gesù non poteva dire una cosa contraria alla legge, contraria a quella che aveva pronunciato lui con la sua bocca in quanto Dio, Trinità, va bene? Sapete qual è il senso di questa frase? Perché gli ebrei seppellivano i morti 2 volte. Non lo sapevate? La prima volta quando il genitore, la persona moriva, non è che scavavano la fossa, voi sapete che usavano le grotte, le mettevano nelle grotte, li posavano nelle grotte, li fasciavano, ci passavano loro e via dicendo. Dopo un anno avevano preso questa cosa come usanza dai romani, già avevano 200 anni di dominio romano, 200 no, ma avevano parecchi anni di dominio romano. Dopo un anno
siccome la tomba serviva, andavano di nuovo dentro la tomba, prendevano le ossa e le mettevano in una specie di ossaio, che erano delle piccole bare di pietra, che erano pure belle costose. E questa seconda opera si chiamava seppellire il morto. Era il secondo seppellimento, la seconda morte, e quindi veniva seppellito la seconda volta. Da qui nasce anche il concetto di seconda morte nell'Apocalisse, comunque altre cose. Quindi Gesù non diceva a quello non andare a seppellire tuo papà, ma ci mancasse, ma Gesù gli ha detto di non andare a fare questo secondo rito, che era diventato oltretutto costoso, spendevano un sacco di soldi perché l'urna di pietra non è che se la facevano loro con lo scalpellino nel giro di un anno, costava. C'erano operai che facevano quello. Gesù gli aveva detto che era un seppellimento inutile perché ormai era morto da un anno. Quindi Gesù non va mai contro la sua parola e dice quello che deve dire. Quindi, se c'è da seppellire, tra virgolette, il morto, Gesù non ti dirà mai non andarci. Ok? Perché Gesù non gliel'ha detto, non ha detto questo a quel giovane, gli ha detto un'altra cosa che per noi sfugge, ma funzionava così all'epoca. Quindi certe volte Dio lo sa che è necessario mettere alcune cose avanti, ma perché nella sua volontà l'aveva detto Lui. L'ha detto Lui che noi dobbiamo lavorare. Certo, se noi dobbiamo lavorare è ovvio che è nella volontà di Dio il lavoro. Finché noi non abbiamo la possibilità di svincolarci, va bene, Dio permette, va bene, è ovvio che devo dare a mangiare a mia moglie, che dovete dare a mangiare ai vostri figli, dovete campare, ma è ovvio, ma Dio non vi dirà mai non dare a mangiare a tuo marito, ai tuoi figli, mai ve lo dirà. Quelle sono priorità di Dio. Ma quando queste priorità, che sono già nel cuore di Dio, diventano ossessione nella nostra vita, diventano un'amicizia forte, potente, tale da allontanarmi da Dio, vuol dire che io non sono più amico di Dio. Questo vuole dire. Anche Giacomo vuole dire questo. L'amicizia che noi abbiamo per il mondo, cioè quello che ci allontana dall'amico Dio. Quante volte noi sentiamo dire che quei due erano grandi amici, poi è arrivato quella, parlo di quella che è più facile, magari non gli interessava neanche, li ha divisi gli amici. Ecco, il mondo tenta di fare questo, cerca di far sì che io mi divida da Dio, che la mia amicizia con Dio si rompa. Questo è. E non è solo il peccato lo sa il Signore che siamo peccatori. Va bene? E il Signore ci dice: chi fuma non fumi più, chi ha rubato non rubi più, chi beva, che si ubriaca non si ubriachi più. Va bene, ma è ovvio che se ci vuole tempo per superare quella cosa, io vado a Dio, Dio mi perdona subito all'istante, ci sta, ma quello che Dio in questo brano ha detto per mezzo di Giacomo è l'amicizia, l'intimità, è che Dio ci brama fino alla gelosia, vuol dire che siamo suoi, punto, e che nessuno deve toccare questa forma di amicizia. Pensate che, ho fatto l'elenco, la religiosità è sbagliata, ovvio, ma se noi siamo qua possiamo dire che siamo, tra virgolette, religiosi, cioè nel senso che diamo un culto a Dio. Non è sbagliato, ma c'è una religiosità che ci allontana da Dio, che è l'idolatria, non lo so, pensate voi, è tutto quello che non è Dio. La politica, ma sono stato il primo io a spingere alcuni di voi ad entrare in politica. Va bene, ma se la politica deve prendere il posto di Dio, no, è male. È il diavolo che vi sta togliendo l'amicizia, vuole la vostra amicizia. L'apparire, ma è giusto apparire, ma ci mancasse, ma voi ve lo immaginate che andiamo qua tutti da straccione? La gente che cosa va a pensare? Giusto? Ognuno di noi ci dobbiamo sistemare la barba, chi ha la barba, e si deve truccare, chi invece si deve truccare. Dobbiamo apparire, ma se noi puntiamo solo all'apparire, l'apparire è diventato nostro amico, cioè noi non ci sistemiamo più per adorare Dio, noi ci sistemiamo perché ci piace che gli altri ci guardano. Sono la stessa cosa da due punti diversi, da due punti di vista diversi, uno è sbagliato e uno è giusto. Cioè, ok? Noi siamo liberi
nella libertà che ci ha dato lo Spirito Santo. Questa libertà ci dice che noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa, purché questo qualsiasi cosa non distrugga l'amicizia con Dio. Chiaro? Giacomo questo ci vuole dire. E questa è una forma di adorazione, perché se noi ci comportiamo in questa maniera, come lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia, anche il nostro cuore diventa bramoso di Dio fino alla gelosia. Amen. Sì o no? Amen. Quindi impariamo a distinguere chi è il nostro vero amico. Daniele. Mi pare. Chi è il tuo vero amico? Perché considerate che comunque il mondo prima o poi vi tradirà, perché il mondo non è uno che ci potete dire tu ci corpe. Il mondo sono una varietà di cose, noi restiamo delusi dalle cose del mondo. Dio è uno, non possiamo rimanere delusi da Dio. Non ci deluderà mai. Amen. Gloria a Dio. Quindi, quasi venuto. Attenzione, non si parla di peccato. Va bene. E arrivato a un certo punto, tutte queste cose si riassumono in una sola parola che dice così: e fa grazia agli umili. Quindi, alla fine il concetto riguarda questo, cioè le cose del mondo mi rendono superbo. Perché io, superbia che significa? Presumere di sapere le cose di più, di essere superiore, di capirle meglio. E certe volte noi facciamo così, da superbi, pensiamo che se ci comportiamo in un determinato modo nel mondo, il mondo approvi il nostro modo di essere in Cristo. Troppo complicata l'adesso forse. No? Pur di far vedere che io amo il Signore, mi comprometto con il mondo. Ecco. Ci siete? Scendo in una forma di compromesso che però io non lo reputo compromesso, perché subentra, scatta quella molla che è la superbia. La superbia cancella nella mia mente il fatto di non mi fa capire bene le cose. Ecco, la superbia ormai mi fa capire che io sto facendo quella cosa bene perché la sto facendo per il Signore e va bene. È ancora complicata? Io pur di apparire, facciamo così, cioè io sfrutto il mio apparire per fare vedere che il Signore mi ama. E nel mondo porto avanti il mio apparire e faccio vedere che Dio mi ama perché io sono bello. Quindi, che fai con sé? Ma... Ed è sbagliato. Ok? Perché io non posso dare testimonianza di Dio col mio apparire. Perché la superbia inquina il mio modo di pensare e io voglio apparire, non voglio far apparire Dio. Giacomo ci dice chiaramente che dobbiamo diventare nemici delle cose di Dio. Questo significa che dobbiamo iniziare a fare le cose di Dio anche se il mondo non le accetta. Fare le cose di Dio anche se il mio apparire ne può venire meno. Ok? Dici, mamma, che cosa brutta che sta dicendo. Lo so che è brutto. Gesù ha perso la sua apparenza, tanto che Isaia ci dice che non somigliava neanche più ad un essere umano. Gli apostoli hanno perso la loro apparenza. Paolo appariva come un grande saggio, un grande dottore, in realtà lo era, va bene? Ma dopo che ha conosciuto Cristo, per il mondo non era più dottore, ma comunque rimaneva dottore. Comunque il suo modo di parlare, di porsi, di predicare, era tutto teologo. Era quello, ma il mondo non lo vedeva più come il teologo, lo vedeva come colui che segue Gesù. Però lui ha dato grande gloria a Dio in questo senso. Cioè, noi dobbiamo mettere prima di tutto l'amicizia di Dio davanti ad ogni cosa. Perché? Perché così ci guadagniamo. Non è una perdita.
Se voi pensate che abbiamo perso Tizio perché gli abbiamo presentato un Gesù che non gli piace, non vi preoccupate, se è figlio di Dio si recupererà. Non è compito vostro, magari sarà compito di un altro. Se è figlio di Dio, Dio sa come tirarlo fuori. Ma tu devi fare il figlio di Dio, tu non puoi fare l'amico del mondo. Noi non possiamo usare l'esca per attirare le persone a Dio. L'esca può essere la famiglia, può essere l'apparire, può essere il lavoro, può essere quello che volete. L'abilità, non lo so, pensateci voi, quello che può essere. Ma queste cose ci sono state date da Dio per la gloria sua, non per la gloria nostra. Amen. Noi dobbiamo presentare Gesù, punto, e dobbiamo presentare la nostra amicizia con Gesù. Quando va bene, ultimamente parlate di Gesù alle persone manco vi danno conto, perché giustamente vi dicono sì, ma io lo so che Dio è mio padre, sì, lo so che Dio è il re, perfetto, ora ci potete dire chi sta, ma tu sei amico di Dio? Parlategli dell'amicizia di Dio, che cosa vuol dire essere amico di Dio, e se oggi è stato un riassunto, andatevela a cercare nella Bibbia, fate i bravi beretei, bereani, fate i bravi bereani e andate a cercare nella Bibbia. Non fate i samaritani, che avevano una Bibbia per i fatti loro e che hanno tutt'oggi una Bibbia per i fatti loro. Fate come bereani, andate a vedere le scritture e cercate che cosa vuol dire essere amico di Dio. Amen? Amen. Questo amen più forte. Amen. Ora sì. Ok, ci alziamo, il coro. Amen. Grazie Signore. Tu sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore, benedetto in eterno. Signore, vogliamo vedere in te colui che regna, colui che è il re, colui che è il Signore dei Signori, colui per il quale bisogna inginocchiarsi, stare alla presenza tua, Signore, consapevoli che facciamo parte del tuo regno, che apparteniamo alla tua maestà, alla tua gloria, che apparteniamo alla tua corona, che ti apparteniamo, Signore, come possesso acquisito e acquistato per mezzo del sangue di Gesù. Signore, noi vogliamo vederti come Padre buono, come Padre amorevole, colui che ha dato la vita sua per salvare la nostra vita, colui che col suo sangue ci ha trasformati e ha fatto sì che per adozione potessimo diventare figli di Dio con tutti i nostri diritti e con tutti i nostri doveri. E vogliamo venire questa sera davanti a te, Signore, perché abbiamo deciso e vogliamo intraprendere questa via, diventare un tuo intimo amico, come tu brami la nostra presenza, la nostra amicizia, fino alla gelosia. Anche noi vogliamo imparare a bramarti, Signore. Vogliamo bramare la tua presenza, vogliamo diventare veramente tuoi amici, vogliamo mangiare con te, stare con te, vivere con te, vogliamo parlare con te anche di ogni cosa, Signore, di ogni stupidata che ci può venire per la testa, dei nostri errori, delle nostre follie, delle nostre pazzie, Signore. Vogliamo venire davanti a te con fiducia, con piena fiducia. Vogliamo che tu diventi nostro amico, che tu parli ai nostri cuori, che tu ti riveli alle nostre vite, che ci dai, Signore, le tue considerazioni, i tuoi pensieri, che ci fai vedere le cose come le vedi tu. Vogliamo, Signore, diventare nemici di questo mondo. Vogliamo, Signore, separarci da questo mondo in maniera esagerata, in maniera unica, come ha fatto Noè, come ha fatto Abramo, come ha fatto Mosè, come ha fatto Gesù. In maniera esagerata vogliamo dimostrarti che ti amiamo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. In maniera esagerata, Signore, come tu ci hai dato in maniera esagerata tuo figlio, noi vogliamo darti la nostra vita in maniera esagerata. Non importa se il mondo ci giudica, noi sappiamo chi è il nostro amico. Non importa se il mondo vuole dividerci, noi vogliamo mantenere ferma e salda la nostra amicizia con te. Insegnaci, Signore, con la preghiera, con la lettura della Bibbia. Insegnaci, Signore, quali sono i tuoi pensieri. Mostraci la tua amicizia, come l'hai mostrata a Mosè.
mostraci la tua amicizia come l'hai dimostrata ad Abramo. Grazie Signore, tu sei buono sempre e sei degno di lode, di gloria e di onore. Sei misericordioso. Grazie per questa parola, Padre. Fa che ognuno di noi possa comprenderla, farla sua, maturarla. Fa che possa essere una parola che ci trasformi, che ci faccia vedere le cose in una maniera nuova, unica, straordinaria, esagerata, Signore. Nel nome di Gesù, sei degno di lode, di gloria e di onore. Amen. Grazie, Signore. Gloria a te. Come la cerva nell'aere vivi, l'anima mia cerca te. Come la cerva nell'aere vivi, in te mio Dio cerco ristoro. Come la cerva nell'aere vivi, l'anima mia cerca te. Come la cerva nell'aere vivi, in te mio Dio cerco ristoro. Perché ti abbatti anima mia, perché gemi dentro di me. Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Perché ti abbatti anima mia, perché gemi dentro di me. Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Come la cerva nell'aere vivi, l'anima mia cerca te. Come la cerva nell'aere vivi, in te mio Dio cerco ristoro. Come la cerva nell'aere vivi, l'anima mia cerca te. Come la cerva nell'aere vivi, in te mio Dio cerco ristoro. Che ti abbatti anima mia, perché gemi dentro di me. Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Perché ti abbatti anima mia, perché c'eri dentro di me. Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. La tua presenza libera, la sua presenza libera, la sua presenza libera, la sua presenza libera, la tua presenza libera, la tua presenza libera, la tua presenza libera, la tua presenza libera. Insieme. La tua presenza libera, la sua presenza libera, la sua presenza libera, la sua presenza libera, la sua presenza libera, rivivi l'anima mia, cerca te, come la cerva nera rivivi, in te mio Dio cerco ristoro. Come la cerva nera rivivi, l'anima mia cerca te. Come la cerva nera rivivi, in te mio Dio cerco ristoro. La sua presenza libera, 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 la sua presenza libera. Oh.
Grazie, Signore Gesù. Grazie Gesù. Lasciate